Credo che questa iniziativa, la terza edizione di questo nostro convegno, di questa nostra fiera, voglia creare cultura. Cultura negli operatori istituzionali, cioè in noi, e cultura negli operatori privati. Dobbiamo in qualche modo far nostro un messaggio, che il Veneto del futuro, che punta sul turismo, deve essere un Veneto diverso da quello di oggi. Diverso perché? Perché negli anni 60-70 abbiamo puntato allo sviluppo, qualche volta dimenticando anche il paesaggio, il territorio, i laghi, i fiumi. Il Veneto del futuro invece deve coniugare le due cose, lo sviluppo, ma usando anche come leva di sviluppo il turismo e quindi il nostro bel territorio veneto. E allora in qualche modo le ville venete, le città d'arte, i laghi, i fiumi, le montagne, i mari, abbiamo risorse uniche al mondo, dobbiamo valorizzarle. Per valorizzarle, prima di tutto, dobbiamo in noi cambiare il nostro modello culturale. Dobbiamo pensare di recuperare, di migliorare e credo che questa sia la sfida. Ce la faremo sicuramente. Un esempio buono che cito, anche se in qualche modo da qualche parte criticato, è il piano casa. Una legge che abbiamo fatto, che ha dimostrato come si può costruire, ampliare, crescere, senza invadere nuovo territorio, migliorando il patrimonio edilizio che abbiamo e in qualche modo mostrando un modello che può essere anche esportato fuori Veneto.